Buona giornata, ben trovati, eccoci ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda il nostro spazio sportivo, venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv che confeziona, prepara ed allestisce i programmi e potete trovarli poi con interviste, reportage e quant'altro in modalità on demand su www.venetoglobe.com. Ogni sera invece sul digitale terrestre di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che potete vedere per Veneto e Friuli Venezia Giulia sul canale 95. Non perdete gli appuntamenti, ogni sera 19:40, in seconda fascia nella serata e in primissima fascia durante la mattinata. Andiamo a vedere le principali notizie. Eccole qui le ragazze di Mazzanti a festeggiare la medaglia di bronzo che sono riusciti a conquistare. Ci sono un po' di polemiche, un po' di italiani scontenti di questo risultato, ma attenzione perché la squadra è una squadra molto giovane, ha margini di miglioramento immensi e quindi godiamoci questo titolo, o meglio godiamoci questa medaglia di bronzo che mancava da circa 9-10 anni appunto nel medagliere e nella pallavolo femminile italiana. E allora il titolo per quanto riguarda la vittoria finale è andato alla Serbia, che al tie break ha avuto ragione della Turchia dell'italiano Guidetti. Sentiamo Davide Mazzanti, il nostro CT. Un altro bel traguardo, terza estate consecutiva che arrivi in fondo in qualche manifestazione, direi una bella media. Sì, siamo contenti di come il percorso sta andando avanti. Oggi non era facile riandare in campo, anch'io ero un pochino in difficoltà perché ho giocato poche finali terzo quarto e devo dire che è una situazione diversa andarsi a giocare una medaglia dopo che hai perso la semifinale e quindi anche nell'approccio è stato tosto un po' per tutti, sia per rimettersi in linea con quello che dovevamo fare e per riorganizzare le idee e quindi credo che sia stata una partita difficile soprattutto nel riuscire a gestire questo, dopo la partita di ieri rientrare e riuscire a esprimere ciò che siamo. Cosa hai detto alle ragazze per aiutarle a voltare pagina? Che oggi era il primo giorno dell'anno prossimo e quindi iniziavamo con oggi a preparare le Olimpiadi e abbiamo iniziato con una medaglia, quindi è un buon inizio per l'anno prossimo. Che bilancio dai di quest'estate? Una qualificazione olimpica, un bronzo europeo? Una Final Six di VNL. È stata un'estate durissima perché dal punto di vista della gestione, per gestire le energie delle ragazze, è stata un'estate durissima in cui abbiamo lavorato poco e giocato tanto per riuscire a preparare la qualificazione olimpica e poi questo europeo. E quindi dal punto di vista del lavoro tecnico non sono riuscito magari a incidere come volevo perché comunque il tempo a disposizione è stato poco, ma la cosa impressionante però sono la velocità con cui le ragazze, nonostante il poco tempo a disposizione, hanno cambiato le cose, perché sono certe cose che non venivano e che nel giro di 2 giorni molto spesso abbiamo sistemato. E l'ho detto oggi alle ragazze durante la riunione video che nel club a volte stai dei mesi senza che le cose riescano a prendere una piega diversa, invece qui le ragazze hanno fatto un lavoro secondo me incredibile e è stata un'estate ottima perché qualificazione olimpica, la Final Six e adesso questa medaglia sono un bottino incredibile e se penso a 3 anni fa ci criticavano perché dicevano che non eravamo di livello, adesso ci criticano perché non eravamo a loro, quindi vuol dire che qualcosa di diverso abbiamo generato. Bravo Davide Mazzanti che risponde insomma anche alle critiche. L'Italia ha battuto la Polonia della Wolosz che adesso ritornerà come le italiane entro venerdì per gli allenamenti poi con l'Imoco. Mondiale femminile Under 18 con alcune panterine all'interno del gruppo, sono Frosini, Marconato e Omorui, terzo successo consecutivo nel mondiale in Egitto agli ottavi, scontro con il Messico. Giovedì parte l'Europeo di volley maschile, 24 squadre partecipanti e si giocherà in 4 paesi diversi con la stessa formula del femminile. Italia a Montpellier contro Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania e padroni di casa della Francia.
La Ferrari a Monza ieri è stato successo, grandissimo successo per quanto riguarda la rossa e per quanto riguarda il pubblico presente. Guardate questa folla oceanica che ha invaso appunto il circuito di Monza. Vince la Ferrari con Leclerc al termine di un Gran Premio molto molto bello, straordinario successo sullo storico tracciato, respinti gli assalti di Hamilton e Bottas. Nazionale italiana di basket chiude il mondiale battendo inutilmente, possiamo dire, Porto Rico per 94-89 con un bilancio finale di 3 vittorie, 2 sconfitte e una qualificazione al preolimpico di giugno 2020. Da una nazionale all'altra, quella di rugby ha perso 37-0 con l'Inghilterra, era l'ultimo test premondiale. Ora l'avventura può decisamente iniziare con un trasferimento in Giappone e con un'ossatura formata dai leoni biancoverdi del Benetton, che sono ben 15. Nazionale azzurra invece del calcio, quella di Mancini, ha battuto la Finlandia per 2-1 l'altra sera, azzurri a punteggio pieno e primo posto ipotecato del girone. Sempre per quanto riguarda il calcio, oggi sono andati in campo e vanno in campo ben 4 nazionali azzurre giovanile, poi toccherà all'Under 21 nella giornata di domani. E la nazionale ha fatto riposare la Serie A e la Serie B, è una Serie A che è pronta a riprendere dopo la pausa della nazionale appunto. Sabato 14 Fiorentina-Juventus, gli occhi puntati appunto su questa bella gara, poi ci sarà Napoli-Sampdoria in preserale e in serale Inter-Udinese. Nella Serie B le Venete, dopo la sosta per la nazionale, si torna con l'anticipo il 13 tra Pordenone e Spezia, mentre sabato 14 toccherà a Cittadella affrontare il Trapani e poi Venezia-Chievo nel derby tutto veneto. Andiamo in Serie C, dove nel girone B le Venete si sono così comportate: Arzignano Gubbio 1-1, a Carpi Lanerossi Vicenza 1-1, Triestina Piacenza 3-1 per il Piacenza, poi la sconfitta del Virtus Verona con il Cesena a Verona per 2-0. Stasera chiude la giornata la gara Modena-Padova con il Modena guidato da Zironelli. Serie D con il Montebelluna che sabato pomeriggio in anticipo ha pareggiato 1-1 con il Campodarsego, fermando un'altra delle grandi di questo campionato. Gli altri risultati degli anticipi: Union Feltre Belluno 1-1, Mestre Adriese 2-2, Delta Rovigo Clodiense Chioggia 2-2. Anche quest'anno il nostro campionato di riferimento sarà quello di eccellenza. Vi ricordo che su venetoglobe.com potrete vedere sul nostro canale Facebook e YouTube la gara che riguarda la prima partita che abbiamo del nuovo anno che abbiamo registrato per voi, ed è Union QDP Robeganese, terminata 1-0 per la formazione di mister Turchetto, che tra poco sentiremo. Gli altri risultati nell'eccellenza per questa prima giornata del girone B sono: San Donà di Piave batte Istrana 3-2 ad Istrana, Spinea batte Calvinoale 2-0, pareggio tra Lia Piave e Liventina 1-1, pareggio anche tra Montello e Real Martellago 1-1, Dilaga il Porto Mansuè contro l'Union Pro per 6-2, a San Giorgio di Libano Porto Gruaro batte San Giorgio di Libano 2-1 e poi pareggio tra Vittorio Veneto ed Eclisse Careni 1-1. Andiamo al Moriago della Battaglia, dove Union QDP batte Robeganese 1-0. Sentiamo il tecnico dei padroni di casa, Cristiano Turchetto. Mister, ci eravamo lasciati in coppa e non sorridevi, qui invece oggi puoi sorridere perché intanto inizi bene il campionato con 3 punti. 3 punti fondamentali per noi, arriviamo da 2 sconfitte ma da 2 prestazioni non positive. Oggi 3 punti fondamentali e tutto sommato una partita l'abbiamo giocata con le nostre armi, insomma, dai, abbiamo difeso bene, siamo ripartiti un paio di volte, tutto sommato soffrendo anche non tantissimo, tranne l'ultimo quarto d'ora, insomma, un po' di mischie, un po' di calci d'angoli, ma Dove era logico. Sì.
Senti, ne parlavamo fuori onda, insomma la coppia davanti ancora deve affinarsi, però quando ce l'avrai tutti e due al 100% direi che potete giocarvi la vostra. Beh, Vuk e Frezza sono la nostra, sì, il nostro punto di forza, sono loro due, insomma, quindi io ci conto tanto, spero che facciano tanti gol e mi diano una mano a portare a casa più punti possibile. Di Soligo avevi spostato in mezzo Giovanni Martina, oggi pur non spostandolo in mezzo ma spronandolo a dare qualche cosa in più, oltre che a procurarsi il rigore, ha giocato molto bene. Giovanni secondo me è un giocatore che meriterebbe anche qualcosa in più come categoria, e per me è un jolly che posso usarlo dove all'occorrenza, e oggi c'era bisogno lì perché loro spingevano molto con gli esterni e ha fatto un'ottima partita. Mi dispiace per l'espulsione all'ultimo, ma va bene così. Senti, parlavamo col DS e col presidente, adesso andate a Portogruaro, ma lì insomma ve la giocate tranquillamente. Ma quelle sono le partite belle da giocare, nel senso che abbiamo poco da perdere contro una corazzata come il Portogruaro, però chissà mai, magari recuperare qualche punto anche lì e ci si prova, no? Grazie. Questo è il sorridente turchetto dell'Union QDP. Andiamo a vedere i risultati della promozione, girone D, che vede il Città de Caorle espugnare il Marcon per 1-0, Cavarzano batte Tre Baseleghe 2-0, pareggio tra Conegliano e Lovis Spresiano 0-0, Fontanelle batte Fossalta di Piave 2-1, Godega Villorba pareggiano 2-2, a Noventa passa il Ponzano 2-1, a Vazzola vince l'Opitergina per 2-0 e a Vedelago passa il Treviso Academy per 4-0. Passiamo al basket con la TVB De Longhi, che è pronta dopo aver perso contro Trieste a Vicenza l'altra sera nel torneo di preparazione per il via appunto del campionato. Ora ci sarà un altro torneo, quello di Jesolo, con il campionato che prenderà il via il 25 di settembre. In Serie A2 femminile il Ponzano ha cominciato il raduno il 19 agosto, già fatto un paio di amichevoli, la seconda contro la Libertas Udine, ha perso di misura il Ponzano e adesso attende il 14 settembre quando a Domegge contro il Mestre affronterà il Mestre appunto nella terza amichevole pre-campionato. Amichevole precampionato anche per la Ruker Sanve a Padova contro la Virtus, che è una squadra di pari categoria ma molto ben attrezzata per fare bene in campionato. Non si è smentita la Virtus Padova, ha battuto la compagine di Marco Mian, ma senza drammi per il tecnico del San Vendemiano. E adesso parliamo di Imoco Volley Conegliano. Allora, prima delle ragazze, prima delle nazionali, tra cui appunto le nazionali italiane, la Volos, la De Cruyff, la Beatles per quanto riguarda la tedesca, mancheranno soltanto le americane. Stanno per rientrare, venerdì saranno in quel di Conegliano. Intanto è ritornato lui, il padrone di casa, ovvero Daniele Santarelli, che noi abbiamo sentito. Santarelli ritornato a Conegliano. Allora, prima di parlare di questi allenamenti dell'Imoco, intanto complimenti per la Croazia. Grazie, finalmente sono tornato a casa perché ormai la reputo tale. È stata una bella estate, lunga, piena secondo me di tanti alti e bassi. Abbiamo concluso la stagione con la Croazia, la stagione estiva con la Croazia in un buon modo, perché la squadra è cresciuta, i risultati sono soddisfacenti, ma anche se io non mi reputo così soddisfatto, perché certo perdere in quel modo un ottavo di finale è difficile da mandare giù, però se poi mi guardo indietro e penso a come siamo partiti, insomma sono moderatamente contento. Adesso finalmente sono a casa, adesso la testa è al 100% a Conegliano, qui c'è tanto lavoro da fare, adesso siamo ancora un po' a ranghi ridotti, dobbiamo avere un po' di pazienza, però nel giro di una settimana insomma il roster si riamplierà. 3 Pantere più le giovani di San Donà, hai già cominciato a lavorare? Sì, e in realtà è lo staff che ha lavorato tanto, io ho fatto molto poco,
Alessio Simone e Valerio Leonetti con Marco D'Alozzo e Fisio, hanno lavorato tutti molto bene, mi fido ciecamente di loro, hanno fatto molto bene fino adesso, li ho sentiti quotidianamente, quindi so che hanno lavorato bene. Il gruppo è ristretto con 3 ragazze della Serie A, ma le giovani della B1 di San Donato ci hanno dato una grossa mano, continueranno a darcela fino agli ultimi giorni in cui potranno darcela. Adesso ovviamente abbiamo bisogno di tante di loro per cercare di arrivare a un buon numero di lavoro. So che loro stanno facendo un buon lavoro anche con il nostro preparatore e i nostri fisio. È giusto secondo me proseguire nello stesso modo sia con la Serie A che con il settore giovanile. Dobbiamo seguire delle linee guida per tutte quante ed è importante anche che il preparatore faccia un percorso simile sia per gli atleti di Serie A che per quelli della B1. Rimarranno, come dicevo prima, con noi per un lungo periodo fino agli sgoccioli, fin quando la scuola ci permetterà di farla stare con noi, poi piano piano cominceranno ad allenarsi con più continuità a San Donà. Noi a quel punto saremo forse quasi al completo, mancheranno poche atlete, però diciamo che quest'anno ci riteniamo soddisfatti e fortunati rispetto agli anni passati, perché gli altri anni diciamo che la rosa la raggiungevamo al completo all'incirca a metà ottobre, se non la settimana prima dell'inizio del campionato. Quest'anno già a metà settembre dovremo avere quasi tutte, le uniche saranno le americane che arriveranno un po' più tardi. Queste le parole di Daniele Santarelli che vi avevamo anticipato, e allora chiudiamo ricordandovi la Benetton, il Benetton Rugby, altra settimana di lavoro, è quella che precede le prime amichevoli e in effetti venerdì sera alle 20:15 al Monigo di Treviso, primo appuntamento precampionato del Benetton che affronterà le Zebre alle 20:15. Il venerdì successivo ci sarà il ritorno, diciamo così, chiamiamolo così, di questa partita, di questa gara. È tutto anche per questa sera, noi vi diamo appuntamento a domani, sempre su venetoglobe.com e sempre su Caffè TV 24. Buona giornata.